va difeso, ma ricordando che è nato nelle case di tolleranza trevigiane. Quando parlano di tiramisù, io faccio parte di una civiltà di un altro tempo. Io posso dire che il tiramisù è nato nelle case di tolleranza trevigiane. E io te lo posso dire anche per esperienza personale, perché le maîtresse ogni tanto ti davano una fettina così per tirarti su. È nato a Treviso e deve rimanere a Treviso. Qui succedono delle cose molto strane, ecco. Un po' di disattenzione. Penso di sì, ecco. Però deve rimanere a Treviso, ecco. Ma non ne sono convinta. Tante fonti citano il trevigiano come luogo d'origine. Mi piace crederci. Penso che è sempre stato delle beccherie e credo insomma che sia nostro il primato. La regione avrà anche tante altre cose più importanti da fare, però tra le tante magari in ultima mettere anche questa. Sei da qua? Sei da qua, è Veneto. E quindi bisogna fare di tutto per riappropriarsi adesso? Perfettamente. Da quello che ho letto hanno fatto una bella ricerca in Friuli però. Prima di attribuirsi nella paternità hanno fatto una ricerca abbastanza storica. Forse dovrebbe fare lo stesso anche a Treviso. È nostro. Deve venire fuori la verità. Se poi la verità dice che non è nostro ma è di qualche altra zona, per carità, però bisogna saperlo. Tutti dimostra tutto e dopo quando alla fine nessuno dimostra niente. Il tiramisù è nostro e rimarrà sempre nostro.